Le iscrizioni nel registro degli indagati non sono pubblicabili fino a quando non sono note all'interessato. Comunque il fascicolo per omicidio volontario è aperto a questo punto. A questo punto sì, abbiamo aperto per l'ipotesi quella di omicidio volontario. Quindi ieri era un'ipotesi di apertura, adesso è stato aperto in queste ore. Sì, valutato tutto, riteniamo che sia ragionevole ipotizzare un omicidio volontario. In poco meno di 5 giorni dal ritrovamento del cadavere sul greto del Piave a Spresiano, lo scenario cambia di ora in ora e quello che sembrava inizialmente un gesto estremo è diventato un giallo in piena regola, un rebus che sta impegnando senza sosta gli inquirenti trevigiani. Ricostruire gli ultimi istanti di vita della 31enne Anica Panfile, mamma di 4 figli, è la priorità. Sono state sentite tutte le persone che ci è risultato avessero rapporti di frequentazione abituale e di lavoro anche occasionale con la donna. Tra queste persone, oltre all'ex marito e all'attuale compagno che ne aveva denunciato la scomparsa, c'è anche Franco Battaggia, veneziano di nascita, trevigiano di adozione, già condannato per l'omicidio di un uomo nel 1988 avvenuto a Forte Pepe di Marghera, sullo sfondo il racket del pesce. Battaggia, oggi 77enne, fu per anni una primula rossa, prima in Ecuador, poi in Svizzera. Anica, oltre a collaborare con l'ISRA, lavorava per lui, sbrigava le faccende domestiche nella sua casa di Arcade. Qui in via Trieste, a pochi passi dall'abitazione di Battaggia, sarebbe stata vista forse per l'ultima volta giovedì pomeriggio. La conferma arriva indirettamente dal titolare del negozio di bici. Mi è stato riferito più che altro che è stata vista davanti al mio negozio a livello del parcheggio e o è passata qui davanti, uno dei due, quello discorso. Poi i carabinieri mi hanno riferito, mi hanno chiesto se ho delle telecamere all'esterna, cosa che non ho, e ne ho solamente una all'interno. L'unico dettaglio che mi è stato fornito era che era vestita con la felpa rossa o un maglione rosso, qualcosa di rosso, però sinceramente lavorando chiaramente a testa bassa non è che posso vedere anche il dettaglio, comunque sinceramente non l'ho mai vista. Un aiuto potrebbe arrivare proprio dalle telecamere della zona. Anica si spostava in pullman e la fermata dell'autobus è poco distante. Continuano gli accertamenti, diciamo così, a 360 gradi sulle frequentazioni della donna e sugli ultimi movimenti. Da questo punto di vista potranno aiutare i tabulati del telefono, che pure sono stati chiesti, anche se il telefono non è stato rinvenuto, e una visione delle telecamere delle zone in cui la donna è passata o potrebbe essere passata. Ci sono poi altre domande con relative ipotesi che affiorano man mano. Chi ha portato la donna sotto il cavalcavia dell'autostrada? È possibile sia stata gettata come un oggetto? Non si esclude nemmeno che il corpo possa essere stato lasciato in un altro luogo e poi trascinato dalla corrente, uno scenario compatibile con le contusioni riscontrate durante l'autopsia. Certo, un quadro di questo tipo porta a un'ulteriore considerazione: possono aver agito più persone? Queste sono solo ipotesi.